Ieri sera sono entrata dentro casa e mi sono messa a piangere perché comunque nel muro del soffitto ho ancora qualche macchiolina di sangue, non sono riuscita a buttare via la ciotola del gatto, ho ancora tutto qua, quindi quando entro dentro casa mi sento male. A parlare è Laura, la proprietaria 23enne di Green, il gatto che è stato massacrato a Chioggia da colui che ormai è diventato l'ex fidanzato e che nel frattempo è stato denunciato, oltre che da lei, anche dall'ENPA. Un racconto raccapricciante quello di Laura, da quando quella sera è rientrata a casa. Quando ho aperto la porta ho sentito un odore fortissimo di sangue e lui era in bagno con un piede fuori e un piede dentro la doccia. E io l'ho guardato, gli ho detto, completamente in shock, gli ho detto: "Ma cosa è successo? Ma è tuo questo sangue?" E lui mi guarda e mi dice: "No, è del gatto", con una fierezza sul viso che non dimenticherò mai. Mai un segnale di pentimento, racconta Laura, totale indifferenza, mentre lei ancora non capiva cosa fosse accaduto. Inizio a vedere sangue dappertutto, ciocche di pelo attaccate alle finestre, per terra, e in tutto ciò non vedevo il gatto. Lui esce, si fa una doccia proprio veloce, esce e io gli dico: "Scusa, mi puoi spiegare da dove viene questo odore?" Mi dice: "Prova a vedere dal bidone." Io apro il bidone e trovo la scopa rotta in 3 pezzi dentro. Quella con cui aveva massacrato Green, oltre che prenderlo a calci e pugni, fracassandogli mandibola, denti, vescica. Ma lui continuava a far finta di nulla mentre Laura si sentiva male. E ho iniziato a vomitare sul lavandino. Mentre vomitavo sul lavandino lui se ne usciva con frasi tipo: "Olè, ecco che vomiti, voilà." E io intanto lo ascoltavo, ma ero fuori di me, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Lui era attonito, con gli occhi fermi, non faceva niente. L'unica cosa che ha fatto è stato vestirsi e stendersi a letto. Io gli ho detto: "Ma cosa fai steso a letto? Aiutami, togli tutto quello che c'è da sopra il letto e spostiamolo." Lui mi dice: cosa devo togliere?" Io ho detto: "Tutto quello che c'è sopra lì, toglilo." Inizia a togliere le federe dei cuscini, il lenzuolo, tutte queste cose là. Poi spostiamo il letto insieme e una volta che io l'ho spostato ho visto sangue per terra, sul muro, era una cosa allucinante. A quel punto il 25enne dice di aver picchiato il gatto perché aveva fatto i bisogni a terra e di averlo poi messo nella sua cesta a riposare, ribadendo che non aveva nulla, quando invece Laura l'ha trovato tramortito in un lago di sangue. Poi la corsa nella clinica veterinaria di Padova. Lui dice davanti al veterinario che lo ha trovato così il gatto, che lui è arrivato a casa, lo ha trovato sotto una macchina. Versione a cui il veterinario fatica a credere. Solo andando a casa il ragazzo confesserà a Laura di aver avuto un raptus perché il gatto apparteneva a lei e all'ex fidanzato. L'avevano trovato insieme in un prato, di cui la decisione di chiamarlo Green. La ragazza crede di essersi salvata. Io avevo paurissima. Il mio pensiero è quello che se non fosse stato quella sera, sarebbe stato tra un mese, tra 2 mesi, tra un anno, perché se la persona era veramente quello che si è dimostrato, lo avrebbe fatto anche con me. Devo cercare di farmi forza per lui, perché lui si è sacrificato per me e glielo devo, e per continuare questa battaglia.